Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Si è avvicinato callido e beffardo il venerdì 3 di febbraio, sono le 7:32 e noi come un solo uomo, anche se siamo in due, buongiorno a Federico Borsari di là dal non vetro in regia, come un solo uomo dicevamo andiamo anche noi incontro alle meraviglie di giornata, ricordando innanzitutto radiolibertà.net, un sito imprescindibile, e d'altra parte anche la pagina Facebook di Radio Libertà per sapere quel che avviene nel corso della giornata. Nel frattempo noi andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA, come sempre le precisazioni del ministro Nordio sulla vicenda Cospito, Donzelli, Del Mastro, eccetera. Il documento citato da Donzelli non è segreto, però il DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che governa le carceri italiane, fa sapere che il documento non era segreto ma non era divulgabile, quindi è segretino, diciamo così. La sua natura non rileva e non disvela, ha detto il ministro Nordio, contenuti sottoposti a segreto investigativo. Cioè il documento citato da Donzelli su Cospito, che parla con quelli del PD e dice a loro prima di parlare con me andate a parlare con i mafiosi, non era segreto. O comunque non rientrava nella disciplina degli atti classificati, ha detto il ministro di Giustizia, che si dice pronto a illustrare le conclusioni alle Camere. Secondo titolo, Meloni, lo Stato non tratta, all'Università La Sapienza anarchici o pseudotali occupano la facoltà di lettere, 41 bis a Cospito, ha detto Giorgia Meloni, perché esortava gli anarchici alla lotta. Terzo titolo sull'Ucraina. Il New York Times parla di quasi 200.000 soldati russi morti o feriti. E scontro sulle case green, la Lega promette battaglia in Unione Europea sull'efficientamento energetico delle case degli italiani e non solo. E poi il calcio, la Coppa Italia, Juve-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale. E poi di nuovo andiamo negli Stati Uniti, il Pentagono monitora un pallone aerostatico cinese spia. Questa roba qua ci riporta un po' all'Ottocento, il pallone aerostatico. Si tratta di una delle più aggressive manovre di raccolta informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino. È morto Enzo Carra, portavoce della Democrazia Cristiana di Forlani. Tutti lo ricordano perché durante Tangentopoli circolò la sua foto, la foto del fermo in tribunale, appariva ammanettato con i cosiddetti schiavettoni. Di nuovo Giorgia Meloni, ma per parlare di autonomia, forti con l'autonomia, ma l'opposizione dice spacca l'Italia. Poi vedremo un altro bel capitolo di tanti begli articoli su questa roba qua.
cioè sul disegno di legge Calderoli, via libera del governo, un giorno storico, dice il ministro Calderoli. Governatori divisi, Salvini parla di promessa mantenuta, perfino Landini dice la sua, non si capisce a che titolo, progetto sbagliato, dice il segretario della CGIL. Non hanno intervistato Rosa Chemical, che è un altro dei personaggi della giornata. Tale Rosa Chemical, via da Sanremo, è uno spot gender fluid. Si è incazzata la deputata di Fratelli d'Italia, Morgante, che ha definito sconcertante la presenza davanti a tanti bambini. Ci torniamo sopra tra un attimo, con contributo audio imprescindibile, perché questo qui è uno che scrive canzoni molto belle, e infatti è stato chiamato a Sanremo, niente meno. Mentre Sanremo da chi? Da Amadeus forse, che già ha piazzato la moglie senza alcun conflitto di interessi in Rai, ma comunque questo poco rileva. Rileva invece che la bolletta del gas, se non ve ne siete accorti, accorgetevelo, meno 34,2% in bolletta a gennaio. Contenti? Spesa a famiglia 1.769 euro. Comunque, in netto calo la bolletta del gas di gennaio per le famiglie nel mercato tutelato. ARERA, l'agenzia che si occupa dell'energia in Italia, ha detto che per i clienti in tutela il prezzo è 68,37 euro a megawattora. Giorgia Meloni dice, giustamente, ottima notizia. Dalla Banca Centrale Europea arrivano ottime notizie, non tanto per coloro che sono indebitati e per tutti. I tassi sono stati alzati al 3%, un nuovo rialzo dei tassi a marzo. Ha detto la sua sul festival anche Pier Silvio Berlusconi e soprattutto su Zelensky al festival. Non mi piace, da cittadino che paga il canone, lui, presidente di Mediaset, preferirei di no, ha detto il figlio di Silvio, Pier Silvio, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Covid, rilevate alterazioni del cervello dopo un anno. La nebbia mentale e i disturbi di memoria e concentrazione persistono per mesi dopo l'infezione da Covid-19. Potrebbero essere legati ad alterazioni del metabolismo del cervello in alcuni casi, scrive l'agenzia ANSA, che poi dà conto del Consiglio d'Europa che critica l'Italia, ritirate il decreto sulle organizzazioni non governative per dubbi sui diritti umani, ma il governo assicura i dubbi sono infondati. Ad Alatri, interrogate 2 persone dopo la sparatoria, ma ancora nessun provvedimento, e poi l'Eurocamera che promette via, anzi ha deciso via l'immunità ai 2 deputati infami, Tarabella e Cozzolino, i 2 corrotti. Gli altri sono tutti puliti. La decisione della plenaria nei confronti dei 2 deputati europei che potrebbero essere coinvolti nel Qatargate. Tale Bianca Balti poi fa sapere che un uomo armato è vicino alla scuola di sua figlia, è andata a vivere in America, costei, che non so onestamente chi sia, il lato meno cool di vivere in America, bambini chiusi in classe. Con ciò abbiamo esaurito le questioni principali dell'agenzia ANSA. C'è anche Silvia Romano, ve la ricordate? PM di Roma chiede archiviazione per l'indagine sul sequestro, mancata collaborazione da parte delle autorità keniote. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine relativa al sequestro di Silvia Romano, che poi in sequestritudine si è convertita all'Islam facendosi chiamare Aisha, come ricorderete, cooperante di una onlus sequestrata per 18 mesi in Kenya. Alla Procura di Roma era stato avviato un fascicolo in cui si ipotizzava il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo. Adesso la richiesta di archiviazione, perché le autorità keniote, imprevedibilmente è vero, non collaborano, non hanno mai risposto alle 3 rogatorie inviate dall'Italia. Non è stato possibile formalizzare l'accusa anche in Italia nei confronti delle 3 persone attualmente sotto processo in Kenya. La richiesta di archiviazione riguarda anche il segmento di indagine su eventuali responsabilità sotto il profilo della sicurezza della onlus marchigiana Africa Milele, con la quale Romano era partita alla volta del Kenya. La ragazza fu sequestrata il 20 novembre del 18, liberata nel maggio del 2020. Cioè, meglio metterci una pietra sopra e fine del discorso, poi non sapremo mai quanto, come, eccetera. A proposito invece di persone in libertà e dopo una lunga prigionia, stamattina avrete modo, anche se volete, di fare qualche domanda di nuovo al nostro amico Andrea Costantino. Prima di Natale abbiamo fatto una lunga battaglia per la sua liberazione dagli Emirati Arabi Uniti, battaglia vittoriosa. Adesso ci racconterà lui cosa è successo, perché ha firmato un documento che lo indebitava con lo Stato italiano per 270.000 euro per
essere rilasciato. Vedremo che cosa è successo nel frattempo. Alle ore 9 potete fare le vostre domande, fino alle 9:15 a Andrea Costantino. Più tardi, alle 9 appunto, alla fine della rassegna stampa. Mentre lasciamo l'ANSA, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire apre con l'autonomia vincolata, depotenziata in parte la riforma, quindi saranno contenti tutti quelli che parlavano di spacca Italia, spacca qui, spacca là. Si spacca niente, è depotenziata, non vale niente, come scrive anche Repubblica, quindi avete finito di scassare le scatole su questa storia, giusto? Ci aspetteremo dunque che da qui in avanti Repubblica, Avvenire, i critici stiano tutti zitti perché la riforma è vincolata, depotenziata, è una stupidaggine, è una cosa che pesa poco, è una fesseria. Quindi tutti contenti. Andiamo avanti come prima, che l'Italia è il più bel paese del mondo, con la più bella Costituzione del mondo, intoccabile e intangibile, ha portato tanti lutti agli achei, ma tanto bene a noi, quindi andiamo avanti così. Il Consiglio dei Ministri approva la prima versione del disegno di legge per l'autonomia differenziata. L'asse Meloni-Berlusconi si è fatto sentire sulle ultime modifiche, perché il trasferimento delle funzioni alle regioni ci sarà soltanto dopo il finanziamento dei LEP. LEP significa livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente, tutti uguali, identici, su tutto il territorio nazionale, perché l'Italia è una tutta uguale, identica, indivisibile, perfettamente identica, appunto. Il progetto autonomista ricompatta le minoranze, bla bla bla. Silvio Garattini, invece, il fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è autore dell'editoriale su Avvenire, su un tema invece molto rilevante e più concreto ancora, una questione, quella della sanità, la salute pubblica, lo squilibrio da risanare, un promemoria. Cosa scrive il professor Garattini? Molte speranze sono state riposte nei quattrini, nelle risorse rese disponibili per la sanità dal PNRR, che al momento però è utilizzato più che altro per realizzare infrastrutture che rischiano di rimanere vuote per la carenza di medici e infermieri. Tuttavia è presto per formulare un giudizio sulle scelte strategiche in materia di sanità del governo Meloni. L'auspicio è che il nuovo governo e il nuovo ministro della Salute tengano presente l'articolo della Costituzione che dichiara il diritto di tutti i cittadini alla salute, che la salute sia un bene primario, è la base su cui è fondato il Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo oggi il diritto alla salute è privilegio di una parte della popolazione. A molti quel diritto è lontano dall'essere garantito. Tra questi, in primo luogo, la fascia di cittadini con basso livello di reddito e di scolarità. Sono circa 10 milioni, si calcola. Sono persone alle quali si dovrebbe fare più attenzione, scrive il professor Garattini, perché il basso livello socio-economico è uno dei fattori di rischio per le malattie e per i tumori. Se devono accedere al Servizio Sanitario Nazionale, hanno grande difficoltà, devono affrontare lunghe liste d'attesa, mentre la fascia di popolazione più benestante, attraverso la cosiddetta intramenia o la sanità privata, riesce a ottenere servizi e prestazioni delle quali ha bisogno in tempi rapidi. È il discorso messo in luce dalla giornalista della Stampa Flavia Amabile, che ha detto: io rischiavo di andare all'altro mondo se mi affidavo alla sanità pubblica perché avevo un tumore al colon, per fortuna ho la sanità privata dei giornalisti e ho fatto gli esami in tempo veloce e mi sono salvata la pelle. In altre parole, se puoi pagare, scrive Garattini, hai accesso a medici, strutture e attrezzature. Se non puoi pagare, aspetti. Sembra di essere tornati ai tempi della mutua. Non molto più aderente al diritto alla salute è la medicina del territorio, pur riconoscendo molte eccezioni meritevoli, specie in epoca Covid. I medici di medicina generale è raro che eseguano visite a domicilio, anche per paura di infettarsi. Ormai la storia Covid fa marciare i treni, come si diceva una volta. Comunque, spesso è anche difficile accedere agli ambulatori che sono aperti per poche ore alla settimana. Si veda sull'inchiesta.it lo splendido pezzo di Guia Soncini. Un anno intero ha passato in Emilia-Romagna per cambiare il medico. Lei lo imputa a Bonaccini e alla regione. I medici di medicina generale dipendono dallo Stato. Comunque, in ogni caso, è una disciplina, quella del medico di medicina generale, molto discutibile. E la discute infatti anche il professor Garattini nell'editoriale di Avvenire di stamani. È difficile accedere agli ambulatori, sono aperti per poche ore alla settimana. Alle mail, se scrivi, te le leggono, per esempio, questo è capitato a me, al mio medico qua, te le leggono solo da un'ora a una certa ora. Se tu gli mandi la mail prima di quell'ora o dopo quell'ora, non te la leggono più. Questo non si capisce il perché la mail, insomma, uno quando apre la mail le legge, no?
non è che c'è bisogno di mandargliela a una certa ora. Sono tante cose incomprensibili. Comunque, spesso è difficile accedere, gli ambulatori dei medici di medicina generale sono aperti poche ore alla settimana, infatti ti raccomando a prendere appuntamenti e tutto il resto, si assiste a un intasamento dunque dei pronto soccorso, perché chi ha fatica a andare dal medico di famiglia dove va? Al pronto soccorso, dove le attese sono lunghe, si danneggia il diritto alla salute di chi ha veramente urgenza di intervento. Esistono altri gruppi di cittadini per i quali il diritto alla salute è teorico. Sono gli ammalati delle oltre 7.000 malattie rare. Sono pochi per ogni singola malattia, ma insieme sono milioni. Chi si occupa di loro? Essendo pochi, l'industria farmaceutica non ha interesse a sviluppare farmaci perché poco remunerativi o per nulla. Lo Stato non se ne occupa perché la ricerca nel nostro paese è considerata una spesa anziché un investimento. Quando verrà soddisfatto il diritto alla salute di questi cittadini? Analogamente, scrive ancora il professor Garattini, un altro importante gruppo di persone che non hanno soddisfazione dei loro diritti sono gli ammalati di malattie neurodegenerative. Non esistono terapia e neppure si cercano perché è difficile raggiungerle. Il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe dedicare grande attenzione a questi pazienti e richiedere che si finanzino ricerche per accelerare la realizzazione di risultati. Un'altra parte della popolazione a cui vengono negati i diritti alla salute sono i pazienti che hanno bisogno di cure palliative. Non trovano aiuto né negli hospice né a domicilio. A fronte di necessità di terapie palliative per almeno 400.000 persone all'anno, abbiamo solo circa 300 hospice, un'ottantina nella sola Lombardia. I diritti alla salute, prosegue Garattini, scemano man mano che scendiamo al sud, realtà da tener presente mentre ci si prepara a consolidare le differenze territoriali in Italia. Un discorso speciale riguarda poi il diritto alla salute degli ammalati mentali. Alla chiusura dei manicomi non ha fatto seguito la realizzazione di infrastrutture in grado di aiutare le famiglie che hanno in casa parenti con problemi psichici. Al di là della disponibilità di farmaci, spesso inefficaci, mancano iniziative per permettere a questi ammalati una qualità della vita accettabile. In conclusione, scrive Silvio Garattini su Avvenire, esiste un grande divario fra il diritto alla salute dichiarato dalla Costituzione e la realtà dell'Italia di oggi. L'auspicio è che il governo in carica, che ha appena doppiato la boa dei 100 giorni, metta tra le sue priorità gli interventi per correggere la rotta e migliorare la situazione. Lasciamo con ciò Avvenire, andiamo al Corriere della Sera. L'apertura è dedicata a Nordio, che dice che le carte non erano segrete. Le rivelazioni in aula da parte di Donzelli sul caso Cospito sono da riferirsi a una scheda di sintesi non coperta da segreto, ha detto il ministro Nordio. Di qualche ora prima il parere del procuratore generale di Torino, Saluzzo, che ha ribadito che l'anarchico Cospito, da 100 giorni in sciopero della fame, deve restare al 41 bis. Tensione di piazza, occupata la Sapienza. E poi il sì all'autonomia, ma le regioni si dividono. Meloni parla di impegni mantenuti, il PD va all'attacco. Marco Cremonesi ci spiega cosa cambia, lo vediamo dopo. E sempre in prima pagina sul Corriere della Sera, Putin che minaccia ancora: non abbiamo soltanto i carri armati, vinceremo noi. A fondo pagina il caffè di Massimo Gramellini ci riporta a questa roba qua, questa questione. Ignoravo l'esistenza del o della cantante Rosa Chemical, fino a quando la deputata Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia si è alzata in aula a Montecitorio per chiedere l'esclusione dal prossimo Festival di Sanremo di questo o questa cantante Rosa Chemical. Forse la parlamentare di Fratelli d'Italia è un abilissimo ufficio stampa, perché da qualche ora di Rosa Chemical parlano tutti, ma se così non fosse e la Morgante avesse deciso, la onorevole di Fratelli d'Italia, di usare il palcoscenico della Camera per invocare una censura nei confronti dell'amore fluido di cui Rosa Chemical è interprete, allora bisognerebbe darle una notizia. Da alcuni mesi Fratelli d'Italia non è più all'opposizione. Insomma, questo o questa cantante sarebbe praticamente una interprete di che cosa? Dell'amore fluido.
Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina e tu sei piccolina. Una volta mettevano a Sanremo 'sta roba qua, adesso questa. Contenti tutti. Chi se ne fotte di Massimo Gramellini, di Maddalena Morgante, di Rosa Chemical, di Sanremo, di Amadeus e di sua moglie. No, quello ci importa perché tutti e 2 son ben piazzati e pagano il popolo italiano. È il popolo italiano che paga la baracca. Questo qui è stato questa personaggia è stato selezionata per Sanremo. Vabbè, finito il discorso, lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano la mette giù molto dura, spappolano l'Italia, aggirando il Parlamento, il regalo di Meloni a Salvini sull'autonomia, poi basterà un DPCM, che quando li faceva Conte erano buoni e sani, quando li farà Giorgia Meloni faranno schifo, il DPCM, il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. Spaccano l'Italia col decreto del Presidente del Consiglio, cioè con un atto amministrativo. Pensate che orrore! Dopodiché c'è il kamikazzone che si fa esplodere per far ridere. Costui è Giovanni Donzelli nella vignetta di Mannelli intitolata Circo Meloni, nuove attrazioni. Il kamikaze, anzi kamikazzone, Giovanni Donzelli, che si fa esplodere per far ridere sulla vicenda Cospito. I big del petrolio ingrassano sulla guerra, 200 miliardi di utili, maxi profitti, ma nessuno li tocca per aiutare chi ci rimette. Le major volano grazie ai prezzi gonfiati dal conflitto. Exxon ha fatto più 142% di profitti, di fatturato, non si capisce bene che cos'è, insomma, profitti, 55,7 miliardi di dollari in più. Chevron e via dicendo, ma nessuno li tocca per aiutare chi ci rimette. Frase del giorno sopra la testata: nonostante si riduca l'allarme inflazione, la Banca Centrale Europea dell'ottima Christine Lagarde rialza i tassi di interesse. È un pizzino ai governi perché mantengano l'austerità e la finiscano con i sussidi. E sempre alla prima pagina del Fatto Quotidiano, il rete disarmo alla RAI. Cosa significa? Bassoli, Sanremo dia spazio anche a chi è per la pace. La rete del disarmo lo chiede, non solo a Zelensky che è per la guerra, fate parlare anche i pacifisti a Sanremo. A Pinelli incarichi d'oro nella sanità, il neo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma lo vediamo dopo. Ora va di moda e quindi lo chiamavano in tanti l'avvocato Pinelli, che adesso è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, che qualcun altro invece traduce in ciechi, sordi, muti, Consiglio Superiore della Magistratura. Sfascio giustizia, udienze al 2026, tilt telematico, i tribunali italiani sono in profonda crisi. Lasciamo il Fatto, andiamo a vedere il Giornale. Lo Stato fa lo Stato, è il titolo rassicurante in apertura. Niente revoca del 41 bis per il signor Alfredo Cospito, è ancora pericoloso, dicono sia i magistrati che l'antimafia. Nordio scagiona Donzelli, i colloqui non erano segreti. In taglio alto la tanto attesa riforma dell'autonomia regionale, promessa rispettata, arriva il via libera del governo, meno divari fra i territori, PD e governatori del sud protestano, ma Alicia Ronzulli assicura ci saranno benefici per tutto il paese, non soltanto per le regioni ricche, dice la capogruppo di Forza Italia al Senato. 778 sono i criminali al carcere duro, li analizza Luca Fazzo, poi lo vedremo più in dettaglio, e poi c'è il sindaco Sala in veste da ciclista. In prima pagina sul Giornale, ciclista per propaganda e la città perde la Milano-Sanremo, la corsa partirà da Abbiategrasso, insomma non è male, c'è un bellissimo castello ad Abbiategrasso di natura viscontea. Comunque, al di là di questo, gas, qualcosa si muove, le bollette in calo del 34%, e poi il nuovo attacco all'Italia da parte del Consiglio d'Europa, stop al decreto migranti. Dal Giornale passiamo al Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, il resto del Carlino. Apertura con la stangata sui tassi, ma il gas costa meno, e poi l'alta tensione sul caso Cospito. Procura e direzione antimafia dicono che lui deve restare al carcere duro. Si muove la galassia anarchica, vedremo che succederà. Dal Giorno passiamo al Mattino, quotidiano napoletano che dedica le prime 5 pagine a bastonare il tema a bastonare gli autonomisti. Arriva il sì sofferto all'autonomia in Consiglio dei Ministri, un sì che divide. Opposizioni e Sud in rivolta. Da Michele Emiliano
a De Luca, il presidente della regione Campania, il no dei governatori, i buchi neri della riforma che questo paese non merita, il commento di Mario Aiello e tutto il resto. Ormai la sinfonia è sempre quella. Mentre lasciamo anche il mattino, andiamo velocissimamente a vedere il Tempo di Roma, provocazione anarchica, è il titolo d'apertura, minacce a Crosetto e Meloni, annunciato un imminente attentato di matrice anarchica a Bologna. Gli studenti occupano la facoltà di lettere all'università La Sapienza. Domani corteo non autorizzato. Bufera sul PD per le parole ai boss nella visita in carcere. Fratelli d'Italia chiede che quelli del PD spieghino l'incontro. Nel frattempo c'è una notizia molto più interessante, l'amara scoperta di Bonaccini: nella cassa del Partito Democratico non c'è un euro. Bonaccini piange miseria. Il PD non ha più un euro, ha detto Bonaccini. Il tesoriere Verini dice non è una novità. Bene, continuiamo ad affamare i partiti che facciamo il bene della democrazia. Mentre nuovo codice degli appalti, Salvini valuta il rinvio a dopo l'estate. Il ministro Salvini apre al posticipo dell'applicazione del nuovo codice appalti, mano tesa agli industriali che chiedevano più tempo per evitare uno shock al sistema industriale. Intanto, sempre dalla prima pagina del quotidiano romano Il Tempo, integrare ospedali e territori, così si rilancia la sanità. Una idea per rilanciare la sanità ce l'ha il professor Vaia, il professor Francesco Vaia, che dirige l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Come salvare, come rilanciare la sanità, far crescere tanti piccoli Spallanzani, la medicina del territorio. Occorre creare una nursing home, una struttura per la bassa e media intensità assistenziale, eccetera, eccetera. Insomma, tante belle idee ce le hanno in tanti. Poi bisogna tradurle in pratica e staremo a vedere. E nel frattempo, dal Tempo passiamo a Repubblica. Del Mastro ha mentito nelle intercettazioni su Cospito, è la sentenza inappellabile del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Ecco le carte che smentiscono il sottosegretario alla giustizia. I documenti del DAP rivelati a Donzelli erano classificati come riservato e non divulgabile. Insomma, il ministro Nordio ha detto che non c'era niente di segreto. Il DAP dice che erano segreti, cioè non segreti ma riservati e quindi non divulgabili, segretini diciamo. Critica Forza Italia, ma Meloni sollecita Nordio a blindare i due di Fratelli d'Italia, i due coinquilini del Mastro e Donzelli. La Procura Generale di Torino dice no alla revoca del 41 bis per il signor Cospito. Le opposizioni intanto denunciano un'altra questione, poi la vediamo. Maxi sconto al leghista Durigon per comprare casa a Roma, ma lui dice tutto lecito, poi lo vedremo dalle pagine interne di Repubblica. Nel frattempo Giorgia Meloni sulla vicenda del Mastro Donzelli Cospito se ne sta zitta, scrive Stefano Cappellini. Il silenzio della Premier. Sull'autonomia primo passo, ma il PD canta la canzone del si spacca l'Italia. Tuttavia la legge Calderoli, scrive il costituzionalista Michele Ainis, è una legge zoppa e barocca, cioè fa schifo. Che bel disegno questo disegno di legge sull'autonomia differenziata, un capolavoro del barocco, l'abbiamo visto ieri, sono 18 tappe prima di arrivare a un'intesa fra Stato e Regioni, quindi fate voi, troppa fretta, si spacca tutto, ma come fai a spaccare qualcosa in 18 tappe con mesi e mesi e mesi di esame, di controesame, di riesame? Boh, spiegatecelo, fateci il favore, super critici, di spiegare quella roba qua. Dalla Repubblica alla Stampa di Torino, la consorella Agnelli Elkan, via all'autonomia regionale. Qui invece sono i medici a cantare protesta, o meglio uno dei rappresentanti dell'Ordine dei Medici, presidente dell'Ordine dei Medici, Anelli, così salta la sanità, così tanto per andare tranquilli e per cantarla bassa. Il governo accontenta la Lega, Salvini esulta, ma c'è l'incognita delle risorse. Tema delle risorse che non è neanche sfiorato dal disegno di legge Calderoli. Non si parla di quattrini, state tranquilli. I quattrini vi arrivano come prima, perché c'è scritto, oltretutto. Chi non la chiede l'autonomia avrà gli stessi soldi di prima, dunque dov'è il problema? In ogni caso, lasciamo il tema per andare di spalla alla vicenda Cospito, che l'abbiamo già detta tutta, carte riservate, ma il ministro Nordio dice no, era tutto regolare. E poi ancora Putin che si sente Stalin, naturalmente, Massimo Cacciari che chiede, si augura che il caso Cospito ci faccia poi riflettere sullo stato di salute del nostro diritto penale. Anche Andrea Malaguti se la prende coi silenzi di Giorgia Meloni.
la luce e il gas sono meno cari, bollette giù del 34%, quella della luce non ancora a dire il vero, si spera nel gas, staremo a vedere. E intanto c'è una cosa molto interessante, ma la vediamo dopo la terza vita di Mario Draghi. Che sta a fa Mario Draghi sto periodo? Ce lo racconta Ilario Lombardo sulla Stampa. Mentre Mattia Feltri riflette su Enzo e Enzo. Due Enzi, due questioni che rimandano a un solo tema, la giustizia. La morte di Enzo Carra mi ha imposto, scrive Mattia Feltri, di andare a rivedere le immagini in cui Carra, portavoce di Forlani, nel marzo 93 fu condotto in manette, in schiavettoni, nell'aula del Tribunale di Milano. Rivista 30 anni dopo, è una foto spaventosa, non fosse per i carabinieri sembra un sequestrato sull'Aspromonte. A me la raccontò così: gli infilarono gli schiavettoni prima di accompagnarlo alla sfilata fra giornalisti, fotografi, cameraman in attesa. Ero l'immagine della DC trascinata in cattiva e offerto a convocate per l'occasione, ma mentre Carra è un uomo umiliato e sgomento, Tortora stende le braccia perché le manette si vedano bene, perché si veda bene l'enormità, perché quelle manette non siano l'atto d'accusa contro di lui, ma contro il potere che porta l'innocente in ceppi. Mercoledì l'amministrazione guidata da Giorgio Gori ha deciso di intitolare a Tortora i giardini davanti al Tribunale di Bergamo, dove, appena più che ventenne, esordii da cronista giudiziario. Ragazzetto sventato, convinto che, per farne un posto migliore, il mondo andasse sgominato. La notizia mi ha un po' commosso. Magari la targa, Giardini Enzo Tortora, aiuterà qualche mio giovane erede della stampa bergamasca a comprendere presto, prima di quanto ci sia voluto a me, che la sacralità della giustizia risiede nel dovere di impedire che si faccia ingiusta, e forse alla memoria di Carra basterebbe gli fosse intitolato anche solo un alberello, scrive Mattia Feltri sulla Stampa. Dalla Stampa passiamo alla Verità. A proposito di verità, c'è una Dago Notizia in prima pagina da ieri sera. La trattativa per la verità è alle battute finali. Ieri in un albergo romano c'è stato un incontro tra Maurizio Belpietro e Antonio Angelucci. L'editore è già deputato adesso dal 25 settembre della Lega. I due sono vicini a trovare un accordo sulla cifra per chiudere l'operazione, cioè Angelucci compra la verità. L'offerta messa sul piatto deve avere aiutato Belpietro a mettere da parte le vecchie ruggini con Angelucci legate al suo silluramento dalla direzione di Libero, arrivato nel 2016 dopo la pubblicazione del libro I segreti di Renzi. Dunque ieri in un albergo romano c'è stato un incontro tra Maurizio Belpietro e Antonio Angelucci. Sul tavolo la vendita del quotidiano La Verità alla famiglia di imprenditori romani, già editori di Libero, de Il Tempo e presto de Il Giornale. Dicono che i due si siano riavvicinati sulla cifra necessaria a chiudere l'operazione. L'importante offerta deve aver aiutato Belpietro a mettere da parte le vecchie ruggini legate al siluramento di Belpietro dalla direzione di Libero nel 2016. A causare la frattura fra Belpietro e l'allora editore Angelucci fu il libro I segreti di Renzi, che Belpietro scrisse assieme a Giacomo Amadori e Francesco Borgonovo. Così scrive Dago Spia. Comunque andiamo alla Verità, che presto dunque sarà di Angelucci, anche lei. Cospito, Nordio mette a cuccia il PD, è il titolo d'apertura. Il ministro ha detto che i documenti citati da Donzelli non erano segretati. Per Nordio il contenuto dei colloqui tra i detenuti non è il risultato di intercettazioni, ma di mera attività di vigilanza, come tale non classificato. Va a vuoto il tentativo di processare il vicepresidente di Fratelli d'Italia e il sottosegretario Del Mastro. Restano le ombre sulla sinistra. E la polizia è in allarme. Per gli anarchici Cosa Nostra potrebbe fornire ordigni, si rischia il morto. Il direttore, appena citato Maurizio Belpietro, parla dei veri analfabeti. Quella delegazione del PD in carcere aiuta i boss. Secondo Belpietro, ovvero Serracchiani, Verini, l'ex ministro Orlando, che sono andati a trovare Cospito, il quale gli ha detto prima però andate a parlare coi camorristi, coi mafiosi, detenuti anche loro al 41 bis, al carcere duro. Quella delegazione del PD in galera si è prestata al gioco di Cosa Nostra, scrive Belpietro, appoggiando la battaglia di un criminale che dice di lottare per tutti i detenuti pericolosi.
I democratici danno una mano ai mafiosi, i quali da anni ricattano lo Stato, anche con le stragi, per abolire il 41 bis. Migliaia di carcerati poco noti protestano, ma ai progressisti questo non interessa. Al Viminale c'è preoccupazione, la criminalità vuol fare morti. E Cospito, scrive Mario Giordano, mandò quelli del PD a parlare con i boss, lo ha rivelato il Fatto. L'anarchico chiese ai parlamentari in visita del PD di vedere i mafiosi. I PDini Lai e Verini confermano. L'avremmo fatto comunque, eppure davanti a questo scandalo si continua a discutere su come la notizia sia arrivata a un deputato di Fratelli d'Italia. Nel frattempo Pier Silvio Berlusconi dice Zelensky a Sanremo, da cittadino che paga il canone, lui mi turba. A centropagina gli esodati del 110%, Giuseppe Liturri se ne occupa, un danno da 15 miliardi. Il tema è grosso, complesso e serio. Sull'edilizia pesa una massa di crediti che nessuno vuole o può più comprare. In pericolo ben 25.000 imprese, scrive La Verità in prima pagina. E il pezzo di dettaglio è a pagina 9. Fa il punto su una questione vera, scatta l'emergenza degli esodati del 110%. Sull'edilizia pesano 15 miliardi di crediti di superbonus 110% che nessuno vuole o può più comprare. Con la loro libera circolazione il debito pubblico salirebbe, come dice Eurostat, ma questo è l'unico modo per evitare un'ondata di fallimenti. A rischio 25.000 aziende. La questione è seria effettivamente e Giuseppe Liturri la tratta come suo solito con molta precisione anche di riferimenti normativi e di dati, mentre vi segnalo anche sulla Verità di oggi, cambiando leggermente tema, l'intervista di Franco Battaglia all'economista Hans Labom, il quale afferma che il socialismo climatico ci porterà diritti alla crisi e minerà le nostre libertà. Media e scienziati sostengono il dogma del surriscaldamento antropico del pianeta. Gli studiosi che dissentono devono temere per la loro carriera. Economista, classe 41, Università di Amsterdam, rappresentante permanente dei Paesi Bassi presso l'Ocse a Parigi, Hans Labom è intervistato a pagina 8 della Verità da Franco Battaglia. Il Green Deal causerà perdita di ricchezza e di lavoro e indebolirà la proprietà privata. La secolarizzazione ha portato a un vuoto che il fanatismo verde riempie, divenendo un sostituto della religione, scrive. Anzi, dice il professor Labom, intervistato da Franco Battaglia su La Verità. A proposito della Verità, torniamo alla prima pagina, vediamo gli altri titoli a centropagina. Non rendono abbastanza, così scompaiono dei farmaci, ne mancano più di 3.200, scrive Flaminia Camilletti, e l'inflazione fa abbandonare la produzione dei generici. Ancora in prima pagina sulla Verità, sui figli dei gay, il sindaco di Milano Sala si fa la legge e il prefetto lo segnala al ministro. Registrazioni irregolari a Milano. Lo scorso anno Beppe Sala era partito in quarta, ho riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali. Decisione legittima? Il consigliere di opposizione forte, Fratelli d'Italia, ha chiesto lumi al prefetto di Milano che ha risposto segnalando l'operato di Sala al Viminale. Ora la palla passa al ministro dell'Interno Piantedosi. A chiudere la prima pagina della Verità, Marcello Veneziani, occhio, l'intelligenza artificiale è una minaccia, la stupidità umana ci sta consegnando al fatalismo tecnologico. Non abbiate timore dell'intelligenza artificiale, ci rassicura il filosofo Maurizio Ferraris sul Corriere della Sera. Il bersaglio non esplicitato siamo noi, conservatori, ritenuti apocalittici, antitecnologici, tanto stupidi. In particolare mi sono sentito chiamato in causa perché in un articolo, surreale ma non del tutto, annunciavo su Panorama, la settimana scorsa, che il prossimo premier sarà un robottino, grazie all'intelligenza artificiale e alla perdita di sovranità politica. E invece ci ha rassicurato il filosofo sul Corriere della Sera. Al contrario, scrive Marcello Veneziani, non diventiamo collaborazionisti dei robot. Quando si parla di intelligenza artificiale, chi non esulta è considerato un sempliciotto che paventa il dominio dei computer. Ma più del golpe delle macchine va temuta la resa dell'uomo. L'arretramento di cultura e tradizione lasciano spazio
alla tecnica senza limiti. Più il mondo costruito allarga i propri confini, più perdiamo la nostra capacità di comprenderlo e contenerlo. Il pensiero conservatore, che esercita un sano scetticismo difensivo, è trattato alla stregua di un fastidioso bacchettonismo, scrive in prima pagina sulla Verità il pensatore, il giornalista, il filosofo Marcello Veneziani. Mentre Silvana De Mari si occupa di Covid, il giorno della memoria dimentica l'origine scientifica dei totalitarismi, la ricorrenza è sempre più ipocrita. Puntando il dito contro i nazisti, i media ed elite si ritagliano il ruolo di buoni. Ma la pandemia ha dimostrato che l'odio verso le persone classificate come sbagliate torna sempre, scrive De Mari. Con ciò lasciamo la prima pagina della Verità, andiamo a dare un'occhiata anche a Libero, quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, apre con una doppia libidine. Ve lo ricordate il Cumenda, quello che faceva il Cumenda nei film degli anni '80 di Vanzina e compagnia bella? Doppia libidine, diceva sempre il Cumenda, Guido Nicheli. Approvata l'autonomia, bollette giù del 34%. Questa è la doppia libidine di Libero di oggi. In taglio alto, Filippo Facci rende a Carra, Enzo peggio di Mani Pulite. Pietro Senaldi intervista il ministro dell'Agricoltura, nonché cognato della Premier Lollobrigida. Governi europei in crisi, il nostro ora è il più stabile. Brunella Bollori invece intervista Francesco Rocca, in corsa per la regione Lazio. Il PD candida un condannato, ma attacca me sui soldi per la casa famosa di cui si discute in questi giorni. La mia casa è in regola, ma il candidato presidente del centro-sinistra D'Amato no. Dice Rocca in corsa per il centrodestra nel Lazio. Zittendo PD e 5 Stelle. Vengono a fare i moralisti con me quelli che hanno distratto 300.000 euro. Mi fa tristezza vedere questi attacchi da parte di una sinistra mondialista a favore dei più fragili che poi distrae i fondi per l'Amazzonia. Ciò che ha fatto D'Amato, il candidato PD. Alla Regione Lazio, quando ero nella Croce Rossa mi invitavano nei salotti buoni. Ora mi accusano perché sono candidato nel centrodestra. E sempre dalla prima pagina di Libero, oltre alle due interviste, a centropagina il commento di Alessandro Sallusti, la riforma delle autonomie regionali, trionfo leghista, affare per il Sud, perché dire sì alla riforma? È il primo passo di un percorso lungo, la riforma che dovrebbe portare a più autonomia delle regioni rispetto allo Stato centrale. Il merito principale è di Matteo Salvini e della Lega che da anni, da sempre, inseguono questo progetto. L'argomento non è di semplice comprensione per la gente comune. In pratica l'autonomia differenziata permetterà a ogni regione di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e ampliare i suoi poteri su settori come la scuola, oggi di stretta competenza dello Stato. L'Italia resta e resterà una, indivisibile, solidale al suo interno. Non è vero che la possibilità delle regioni di correre a differenti velocità in alcuni campi porterà ad aumentare il divario tra nord e sud. Semmai è il contrario, scrive Sallusti, a velocità costante per tutti, chi oggi è dietro non avrà mai alcuna possibilità di accorciare le distanze. Viceversa, con i limiti di velocità imposti oggi, chi è davanti è impossibilitato a crescere. Si prende atto che, per esempio, la Basilicata e la Lombardia non sono la stessa cosa, hanno necessità diverse, diverse priorità, si muovono su differenti contesti e con la riforma ognuno potrà spingere laddove riterrà di avere benefici. L'approvazione di questa riforma dimostra poi un'altra cosa, la felice intuizione di Matteo Salvini, far uscire la Lega dai recinti del nord, cosa che, come è noto, scrive Sallusti, ha provocato qualche mal di pancia nella vecchia base bossiana, da sempre scettica a mettere il naso fuori dalla Padania. Perché se si vuole davvero incidere sulle scelte politiche che più ti stanno a cuore, conclude Sallusti, non basta il consenso di una sola parte pur importante del paese. Nell'Italia una e indivisibile, le questioni si decidono non nelle piazze con gli slogan, ma nel Parlamento e nel governo centrale, con un peso adeguato. Così Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero in tema di autonomie. Poi la sinistra che va in processione dal terrorista, scrive Francesco Storace, si allunga la lista delle visite a Cospito, oggi tocca
a Ilaria Cucchi. I politici di sinistra vanno in processione a trovare in galera il bombarolo Cospito. Il lombardo Usuelli, candidato col PD, dice che Alfredo fa una battaglia di civiltà. Dopo la visita degli esponenti del PD che parlarono anche ai mafiosi, oggi tocca a Ilaria Cucchi. Respira bene, è stato in piedi per mezz'ora, non sta facendo una battaglia pro domo sua, ma una battaglia di sistema. L'obiettivo è quello di guadagnare maggior civiltà a questo paese, dice Michele Usuelli di Più Europa, Emma Bonino, PD e compagnia bella. A proposito di Cospito. E sempre dalla prima pagina del quotidiano Libero c'è un Prodi che mi piace, scrive Vittorio Feltri, è il fratello di Romano Prodi, uno scienziato non gretino, piuttosto critico sulle tesi del riscaldamento globale, eccetera. Chiudere, morire, che noia, l'appunto di Filippo Facci. C'è un miliardario californiano, 45 anni, Brian Johnson, spende $2 milioni all'anno, paga 30 persone tra medici e nutrizionisti e preparatori pur di combattere la vecchiaia. Si alza alle 5, prende 20 medicinali, fa ore di palestra, si frantuma le palle con infiniti esami medici, mangia vegano, non supera 1977 calorie al giorno. Uno staff gli controlla per tutto il tempo 70 parametri vitali, anche quando va a dormire, sempre alla stessa ora, con un paio di occhiali contro la luce blu. Ora, commenta Facci, un deficiente del genere non merita neppure un commento originale. Viene solo da ringraziarlo, perché rispolvere ai più elementari luoghi comuni, sui soldi, sulla felicità, sulla farfalla che vive un giorno ma le pare una vita, sui bambini a cui sembra già di vivere da un'eternità, mentre 10 anni a noi adulti sembrano niente, e niente viene da aggiungere sull'adolescenza spalmata negli anni, sul progresso che non sta allungando la giovinezza ma la vecchiaia, e che in ogni caso non può spostare di 1 millimetro la menopausa, per dirne una, e l'invecchiamento della mente, perché il punto è che non sappiamo, a tutt'oggi, se la mente sia preparata a vivere per un periodo che la natura ha previsto come limitato, almeno rispetto alle velleità dell'uomo moderno. Ci limitiamo quindi a osservare che l'uomo moderno pare un deficiente, terrorizzato come la sua intera epoca, scrive Filippo Facci. Noi lasciamo anche Libero e andiamo a vedere la prima pagina del Quotidiano di Sicilia, che apre con un tema molto interessante, l'inchiesta sulle chiare, fresche e tossiche acque di Sicilia. Non solo mancata depurazione, mare inquinato. Secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente, in Sicilia il 60% dei corpi idrici sotterranei è in scarse condizioni, contaminato da pesticidi e altre sostanze cancerogene. 60% dell'acqua sicula, pazzesco, veleni che ammorbano il suolo con ripercussioni su agricoltura e biodiversità. 60% dell'acqua in Sicilia è inquinato, terrificante. Consorzio Autostrade di nuovo nella bufera, titola ancora il Quotidiano di Sicilia in prima pagina, intervento della direzione investigativa antimafia per una gara sospetta, un ex dirigente agli arresti domiciliari. Vediamo anche il quotidiano del cittadino sia italiano che svizzero, ma residente anche fiscalmente in Svizzera. Il quotidiano è edito tuttavia in Italia. Il Domani, insomma, di Carlo De Benedetti: non saranno i magistrati a sciogliere il nodo politico del 41 bis per Cospito. Il Manifesto invece dedica l'apertura allo spaccone, cioè Calderoli. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Lo spaccone perché naturalmente spaccherà l'Italia. Il Foglio si occupa di Salvini con il direttore Claudio Cerasa, il ministro non della mala vita, ma della mala vita, l'aveva detto Saviano, ma della nuova vita. Immerso nei cantieri, lontano dalle polemiche, in lotta contro la cultura del no, è la buona ruspa dell'umarell di governo, i 100 giorni clamorosamente impeccabili del ministro Salvini. Di spalla parla Blangiardo, il professor Blangiardo, che è il presidente dell'Istat, Laboratorio Italia: abbiamo pochi anni per invertire la rotta o sarà il baratro demografico. Si fanno troppo pochi figli. In Italia siamo davanti a un baratro demografico. Non è la prima volta, naturalmente, che il professor Blangiardo lancia l'allarme su questo tema, mentre di impossibile autonomia parla il Foglio in prima pagina, una riforma giusta fatta in modo sbagliato, perché decidere senza dati
significa decidere male. Questa è un'obiezione abbastanza interessante, cioè se non hai i numeri e i dati di che stiamo a parlare, detto in bergamasco, mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano Il Foglio, la storia di un sindaco assolto a Trani, condannato il pubblico ministero, ma sono passati 8 anni. 8 anni di attesa, un tempo infinito. Assolto dopo 8 anni, il fatto non sussiste. Pochi giorni dopo che il suo accusatore, il pubblico ministero, è stato condannato proprio per i metodi violenti usati in quell'inchiesta. Una vicenda giudiziaria che poteva accadere solo in Italia, a Trani. Per anni sede di una procura fuori controllo. I protagonisti Luigi Riserbato, all'epoca sindaco di Trani, e Michele Ruggero, allora pubblico ministero. Sempre dalla prima pagina poi del Foglio va citata l'Andreas Version, molto breve. Abbiamo letto che gli anarchici o presunti tali hanno occupato la facoltà di lettere della Sapienza. Ebbene, insisti oggi, insisti domani, scrive Marcenaro. La tragedia doveva arrivare. E infatti, la notte scorsa, 50 anarchici insurrezionalisti, fuggiti tutti insieme dal manicomio, hanno sequestrato l'intero Consiglio Superiore della Magistratura e l'hanno rinchiuso in una facoltà di legge. Questa è bellissima. Questa Andreas Version è stupenda. Intanto, tra le notizie, in breve, andiamo veloci. Entro 2 settimane, Dago Notizia in prima pagina. Intorno al 20 febbraio arriva in Italia una personalità molto importante. Arriva in visita di Stato ufficiale, incontrerà il Mattarella su invito del Quirinale, Tamim bin Hamad Al Thani. Chi è costui? È l'emiro del Qatar. Una visita che non passerà inosservata a Bruxelles e farà drizzare la cofana bionda di Ursula von der Leyen. L'incontro sembra quantomeno inopportuno dopo lo scandalo Qatargate, ma l'Italia ha bisogno di gas e non può fare la schizzinosa. Dagospia dà la notizia, l'ANSA la conferma. L'emiro del Qatar sarà presto in Europa. Tappa a Roma intorno a metà febbraio, su invito del Quirinale. Scrive Dagospia. Interessantina la notizia. Tra le altre notizie, prima di andare a quelle del giorno, cosiddetto standard, quelle ufficiali, quelle che bisogna per forza leggere, il Kenya si è ribellato per primo alla trappola cinese del debito. L'articolo di Matteo Fraschini Coffi, interessante, a pagina 21 di Avvenire di stamani. L'offensiva del presidente kenyota William Ruto per fermare lo sfruttamento del Kenya da parte della Cina. L'offensiva si sta concretizzando. La Corte Suprema kenyota ha denunciato le condizioni alle quali il governo non poteva sottrarsi per la costruzione della nuova ferrovia. Sull'onda delle promesse elettorali fatte dal neoeletto presidente del Kenya, William Ruto, il Kenya è il primo paese africano a ribellarsi contro la cosiddetta trappola del debito cinese. Al centro del contenzioso la controversa ferrovia a scartamento standard, un progetto da 4,7 miliardi di dollari avviato nel 2014. Poi ci torniamo sopra se abbiamo tempo. Intanto, tra le altre varie notizie di oggi, armi puntate, 3 banditi in azione, Roby Facchinetti, mitico cantante dei Pooh, rapinato in casa a Bergamo, era con la moglie. I figli dicono una cosa gravissima, il papà è molto provato, 78enne, tastierista e voce storica dei Pooh. Il valore della refurtiva va ancora quantificato, via gioielli e orologi, forse anche contanti. È stato vittima di una rapina nella sua villa a Bergamo domenica, Roby Facchinetti. Entrati nella villa, i banditi hanno puntato le armi contro lui, la moglie e il figlio Roberto, poi sono fuggiti con gioielli e altri oggetti di valore. Un comando di almeno 3 persone, vestite di scuro, guanti, passamontagna. Mentre dalle cose brutte alla cosa bellissima, se ne parla Luigi Mascheroni nella pagina di Cultura, pagina 25 del giornale, l'opera somma del Perugino, il miglior maestro d'Italia, 500 anni dalla morte del pittore, lo sposalizio della Vergine, che da 2 secoli è in Francia, a marzo tornerà a casa per una grande mostra a Perugia. Eccolo qua, lo sposalizio della Vergine del Perugino. La tavola, finita nel 1504, fu razziata da Napoleone ed evitò le bombe del 44. Dalla bellezza suprema passiamo a un altro capitolo della bellezza, con la fotografa bergamasca Carla Cerati. Ne parla Repubblica, anche qui nelle pagine di Cultura, la ragazza con la macchina fotografica. A lei è dedicata l'esposizione alla Leica Camera di Milano, dai nudi di donna degli anni 70 ai reportage nei manicomi lager.
Una mostra molto interessante, foto molto belle, quelle di Carla Cerati, che ha anche una biografia molto, molto particolare. Adesso chiedo un attimo l'aiuto della regia, perché la biografia di Carla Cerati è assai curiosa. Fotografa bergamasca, nasce appunto come sarta addirittura, ve la faccio breve, potete documentarvi facilmente su Facebook, nasce come sarta e poi diventa una fotografa straordinaria, e alla Leica Camera di Milano c'è la mostra in corso. Mentre torniamo alle cose mitologiche, cioè Mario Draghi. Mario Draghi e la sua terza vita, 2 pagine fitte fitte sulla Stampa di oggi, 12 e 13. Ha fatto il banchiere, ha fatto il premier, ora si attendono, scrive Ilario Lombardo sul quotidiano torinese, le prossime mosse di Super Mario, le ultime apparizioni. Manco fosse la Madonna. Fa la spesa da solo al mercato a Milano. Qualcuno lo ha visto. Federico Borsari non l'hai visto? No. Federico Borsari, il nostro regista, non lo ha visto. E vede l'alta finanza a Davos. Lui smentisce le voci di nuovi incarichi. Sembra che tutti vogliano trovarmi un lavoro, ma sono capace di farlo da solo, avrebbe detto o ha detto Mario Draghi. Questa è bella però, Sembra che tutti vogliano trovarmi un lavoro, ma sono capace di farlo da solo. Secondo voi Mario Draghi farà fatica, se vuole trovare un lavoro, a trovarlo? E comunque la Stampa dice che circola ancora fra i partiti l'ipotesi del Quirinale per lui. Attenzione, se Mattarella si dimettesse potrebbe avere un'altra chance. Puoi vedere che ce lo ritroviamo alla presidenza della Repubblica, il simpatico Mario? Il pezzo inizia così, appunto siamo nel mito, nella mitologia pura. Mario Draghi è ovunque e in nessun luogo. È come lo Spirito Santo, niente meno. Succede così che alcuni funzionari del comune di Milano, poche settimane fa, se lo vedano apparire, mai verbo fu più appropriato, in un supermercato, poco lontano da Palazzo Marino, mentre fa la spesa. Avvistato e intravvisto qua e là, Mario Draghi sembra candidarsi a circondare la sua vita di un mistero degno di quegli scrittori che alimentano il proprio mito nell'assenza. Un po' come Mina, anche Mario Draghi come Mina, e nelle voci degli altri. E allora il senso da ricercare per indagare più a fondo l'enigma Draghi è lì, è nella volontà degli altri, nei desideri di chi vuole cucirgli addosso il ruolo che reputa perfetto per il suo futuro. Inizia così questo imprescindibile pezzo di Ilario Lombardo sulla Stampa di oggi. A proposito di mitologia, guardate qua che bel soggetto, l'avete riconosciuto? Se state vedendo sul 252 del Digitale Terrestre, sul nostro sito, sulla nostra app in formato video, su Facebook forse, su YouTube forse. L'avete visto questo bel soggetto? Che è uno che si è sempre, tutte le sere in televisione, se non è di qui e di là, ovvero il signor Andrea Scanzi, molto popolare anche sui social, il quale ha detto no alla calvizie, scrive Libero. I social lo sfottono, sembra che Scanzi ci abbia la parrucca, lui si ribella, sono pieno di capelli. Come avrebbe detto qualcuno tanto tempo fa, troppo pelo, lasciamo perdere perché sennò parte la querela. La strana acconciatura e l'orgoglio del giornalista. Scanzi sembra che c'ha la parrucca. Lo chiameremo Erparucca, dicono sui social, ma lui invece puntualizza. Sono pieno di capelli. È importante. È uno che va molto sui social, il che vuol dire che se tu sei popolare sui social, non è per forza detto che tu sia una persona... E evitiamo gli aggettivi perché altrimenti scatta la querela. Anche qua, questo c'è la querela facile, questo. Quindi diciamo, se tu puoi essere popolare sui social, non è detto che tu sia o Mrs. Chiuso. Mentre una cosa interessante la racconta La Stampa, pagina 22 con Nicolò Zancan, il cavallo del popolo. Chi sarebbe? È il nipote del mitico leggendario cavallo Varenne. È la scommessa di un paese del Veneto. La proprietà sarà divisa in tante quote popolari. Chi vuole potrà partecipare a questa avventura equina. Ha commentato Zaia, questo progetto contribuisce a valorizzare la profonda tradizione del nostro territorio. La quota sarà quasi simbolica, perché vogliamo rendere popolare il trotto e avvicinare tante persone a questa passione. Siamo a Galliera Veneta, in quel di Padova.
Considerato il miglior trottatore di sempre, il cavallo Varenne vinse 62 delle 73 gare disputate fino al 2002, incassando premi per oltre 6 milioni di euro. Come stallone, Varenne ha prodotto 2 campionesse, Lana Del Rio e Lisa America. Altri 5 suoi figli hanno ottenuto successi nel trotto. Ora un nipote del mitico Varenne, chiamato Goujon, sarà multiproprietà degli abitanti di Galliera Veneta, un piccolo paese in provincia di Padova. A proposito, Carla Cerati, eccola qua, mi è ricomparsa, nasce a Bergamo nel 1926 e verso la fine della guerra vuole diventare scultrice, prepara l'esame all'Accademia di Brera, lo passa con successo, ma le aspettative familiari dell'epoca la spingono a scegliere la via del matrimonio. Nel 1947, a 21 anni, Cerati si sposa, rinunciando alla carriera artistica. Negli anni che seguono aiuterà economicamente il marito lavorando come sarta, prima a Legnano, poi a Milano, dove la coppia si trasferisce nel 1952. Verso la fine degli anni 50, avendo smesso di lavorare come sarta, Cerati scopre la fotografia e inizia a esplorare il mezzo in ambito familiare, ritraendo i bambini e la cerchia di amici. Riconoscendo il suo talento, il padre le vende una delle sue macchine fotografiche professionali, una Rollei, che Cerati pagherà a rate al padre e con la quale scatterà le sue prime pellicole professionali. Nel 60 Cerati chiede il permesso di fotografare le prove dello spettacolo Niente per amore, messo in scena al Teatro Manzoni di Milano. Le sue foto piacciono al regista, il quale gliene chiede subito alcune da dare in stampa ai giornali. Senza neanche sapere ancora come si sviluppa il rullino, Cerati diventa fotografa professionale e da lì in avanti, nel corso degli anni 60, esplora il mondo a lei circostante, presenta le sue fotografie ai periodici del tempo, dall'Espresso all'Illustrazione Italiana, Vie Nuove, fotografa la gioventù degli anni 60, i volti e i luoghi del settore industriale, l'alluvione a Firenze, la Milano in pieno cambiamento. Nel 65 parte da Milano in macchina con l'idea di raggiungere la punta estrema della Sicilia e questo viaggio in Italia darà nascita a diversi servizi fotografici, Maghi e streghe d'Abruzzo, Sicilia 1 e 2, eccetera, e alla cartella fotografica 9 paesaggi italiani, con design di Bruno Munari, presentazione di Renato Guttuso, il quale scrisse: si guardino queste foto, lentamente a lungo vedremo crescere queste immagini, rivelarsi sempre di più. L'abbiamo citata prima. La ragazza con la macchina fotografica, scrive Marco Belpoliti oggi su Repubblica, a Carla Cerati dedicata l'esposizione alla Leica Camera di Milano. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone delle Azzorre domina il tempo sul nostro paese e regalerà una giornata all'insegna del sole quasi ovunque. Al mattino ampio soleggiamento soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali, dove i cieli saranno limpidi ovunque, salvo su Sardegna e Toscana, dove avremo nubi irregolari. Nuvolosità sparse inoltre sulla Val Padana e sui confini alpini centro-orientali. Nel pomeriggio situazione stazionaria, ma si apriranno ulteriori schiarite anche sulle pianure del nord e in Sardegna. Temperature massime in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Allora, torniamo di gran carriera alle notizie di oggi, tema dell'autonomia, naturalmente affrontato da tutti i giornali.
Cominciamo a guardarne qualcuno. Su Avvenire è messa così: in Consiglio dei Ministri il primo via libera all'autonomia, le intese con le regioni soltanto dopo aver definito i soldi per i livelli essenziali delle prestazioni, cioè ne riparliamo a babbo non morto, ma insomma neanche in grandissima salute. La Premier dice puntiamo a costruire un'Italia più forte. Salvini esulta, un'altra promessa mantenuta, Berlusconi rivendica il ruolo di Forza Italia a favore dell'unità nazionale. Nel testo il principio per cui il trasferimento di funzioni alle regioni può avvenire dopo che siano state stanziate le risorse per i livelli essenziali delle prestazioni. E poi ci sono quell'iter in 18 tappe che abbiamo visto ieri. Su il Corriere della Sera c'è l'intervista al presidente della Giunta Veneta Zaia. Inizia la rivoluzione, trovo riprovevole chiamarla secessione. Fossi un governatore del Sud sarei in festa perché la riforma darà voce a chi vuole crescere. Per chi è a favore, l'autonomia è un'equa divisione del benessere. Il mio portafortuna? Conservo ancora il decreto di indizione del referendum nella mia scrivania. È iniziato tutto da lì, il referendum cui il popolo veneto ha detto sì all'autonomia. Questa sarà la riforma più importante dal 48, più di quella del titolo quinto. A seguire c'è un'intervista a Michele Emiliano, il sindaco, ex sindaco di Bari e presidente della Puglia, una scenetta comica a scopo elettorale per aiutare la Lega. Dubito che verrà attuata una bozza che rischierebbe di favorire i territori più ricchi. In Lombardia, la sceneggiata degli applausi dà l'impressione che avessero una fretta dannata gli applausi in Consiglio dei Ministri dopo l'approvazione del disegno di legge Calderoli per provare a far vincere a Fontana le elezioni in Lombardia. È un gioco scorretto in malafede sulla pelle dei cittadini. Dice la sua un altro presidente di regione, Alberto Cirio, pagina 3 della Stampa di Torino. Il centralismo ha creato differenze, con questa riforma meno sprechi, nessuno si stracci le vesti, è prevista dalla Costituzione. I servizi dello Stato potranno piegarsi alle esigenze reali. Regione di serie B ci sono già ora. Titolo quinto, finalmente dopo 20 anni seguiremo l'indicazione della riforma del titolo quinto del 2001. La spesa sarà più efficace se i soldi li gestisce chi conosce il territorio. L'emendamento non limita, serve a tutelare le regioni lontane dai LEP. Lo Stato le aiuterà, cioè il fatto che le trattative partono dopo aver definito i livelli essenziali di prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio. In Piemonte, con questa riforma daremo incentivi a medici, docenti, mondo della cultura. Tanto ne riparliamo come minimo nel 2024. E invece la Stampa stessa dà spazio al tema sanità. Con la riforma il divario si allarga. Il disegno di legge del governo sull'autonomia rischia di aumentare le diseguaglianze. Le regioni più ricche potranno attingere a entrate fiscali maggiori di quelle più povere. E questa è una solenne, se permettete, fesseria, per un motivo molto semplice, che la Costituzione stessa dice che tra le varie questioni c'è anche la sanità, sulla quale le regioni possono chiedere ancora maggiori competenze. E tutte le competenze su tutte le altre 22 materie sulle quali le regioni, come dice la Costituzione, possono chiedere più autonomia, tutte le materie vanno finanziate in entrata e in uscita. Semplice. Senza aggravi per le casse pubbliche, dice la stessa legge Calderoli di ieri, per cui non si vede dov'è il problema. Se io posso gestire liberamente in entrata e in uscita la stessa cifra che lo Stato pagava prima per gestire quella stessa materia, dove sta la differenza che la gestisco io, ma il totale è sempre quello. È la somma che fa il totale, diceva Totò, e lo dice anche la riforma e anche la legge Calderoli. È la somma che fa il totale, solo che il totale lo gestisco io, in maniera più autonoma. È uguale. Non c'è nessuna differenza e chi non vuole aderire alla richiesta di autonomia non la fa, semplicemente non chiede nulla, rimane attuale e rimane nelle condizioni attuali e coi soldi attuali, quindi non cambia assolutamente nulla. Sempre dalla Stampa, peraltro, c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, che parla di Costituzione violata e questa è veramente una bestialità, una enormità, perché la Costituzione prevede questo, articoli 116/119, leggeteveli tutti e quattro, 116, 17, 18 e 19, esageriamo, mettiamo anche il 114 e l'abbiamo finita lì. La Costituzione questo prescrive. A rischio le cure per tutti sarà colpa dei medici, non della Costituzione e tantomeno di chi la vuole attuare. La gestione del personale sanitario è uguale in tutta Italia, diventerà diversificata. E allora? Adesso invece è uguale, no? Secondo lui è uguale in tutta Italia.
dove ci sono regioni dove i bilanci manco ci sono in forma orale, diceva l'ex ministro Sacconi, ci sono regioni dove la sanità non è garantita, devi mandare in altre regioni. Oggi è uguale, vero? Quali competenze potrebbero passare alle regioni? Cosa sono i LEP? A questa cosa cerca di rispondere il Corriere della Sera a pagina 2 con Marco Cremonesi. Cos'è l'autonomia differenziata? Si tratta di una riforma costituzionale? No. Cosa contiene il disegno di legge? Se l'abbiamo già visto prima. Quali sono le competenze che potrebbero passare alle regioni? 23 materie. Cosa sono i LEP, i livelli essenziali della prestazione o livelli minimi dei servizi erogati dallo Stato? Cos'è la cabina di regia? I LEP saranno determinati da una commissione Stato-Regioni. A supporto di questa commissione il ministro Calderoli costituirà una cabina di regia con numerosi esperti di chiara fama. In quale modo si esprimerà il Parlamento? Le Camere dovranno esprimersi in 2 momenti. Una prima volta sulla legge di attuazione, una volta che abbia ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri. In un secondo momento sull'intesa preliminare raggiunta tra Stato e Regione. Ogni intesa porterà 2 firme, quella del Premier e quella del Presidente della Regione. A quel punto l'accordo tornerà in Parlamento. E tutto è garantito dal massimo passaggio in tutti i livelli, perché veramente 18 passaggi prevede la legge di attuazione e non si parla di soldi. Detto per inciso, mica tanto. Comunque, sul tema vi segnalo la conversazione del sussidiario.net con il professor Stelio Mangiameli. Nessun rischio di secessione, 2 nodi da sciogliere su LEP, livelli essenziali prestazioni, e Stato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questo disegno di legge. Il professor Mangiameli è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Teramo, è stato recentemente ascoltato qui in radio anche da Pierluigi Pellegrini, esperto di regionalismo al quale è da sempre favorevole. Un lungo percorso, si è perso tanto tempo, 2 rilievi vanno al disegno di legge, riguardano i livelli essenziali delle prestazioni, i LEP, e il ruolo dello Stato, sul quale poi si sofferma il professor Mangiameli. Se ci abbiamo tempo poi ci ritorniamo. Intanto vi segnalo anche il bel commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana Autonomia differenziata, un antidoto alle clientele. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo, 10 articoli di Calderoli, già emendato dai tecnici. Sinistra, CGIL e 5 Stelle protestano, ma l'autonomia differenziata si basa sulla sussidiarietà verticale, un principio che minaccia il potere clientelare. Perciò la riforma è osteggiata, scrive Ruben Razzante, alle clientele. Di autonomia zoppa e barocca parla invece Michele Ainis su Repubblica. Un capolavoro del barocco, questo disegno di legge Calderoli, una corte principesca affollata da principi del diritto anziché da principi del sangue. Il suo primo articolo mette in fila 11 maestosi di questi principi dai nomi altisonanti: unità, indivisibilità, decentramento, sburocratizzazione. Insomma, è zoppa ed è barocca, è una schifezza, quindi non c'è nessun pericolo, cosa che Repubblica certifica un'altra volta anche a pagina 6 in cronaca. Sulla riforma un gioco dell'oca tra regioni, camere e altri consigli dei ministri, forse anni per vedere la luce. E allora di che cosa ci stiamo lamentando? Del nulla. Sul sussidiario.net invece scendiamo a livello più pratico, quello delle elezioni regionali in Lombardia, le prossime. Scenari post voto e poltrone, cosa dicono i numeri? Il personaggio del conte di Montecristo, Edmond Dantes, pseudonimo naturalmente, sul sussidiario.net analizza le elezioni regionali lombarde. Sulla base degli ultimi sondaggi e di alcune informazioni è possibile fare qualche previsione sul nuovo assetto di potere al Pirellone. Mancano 10 giorni al voto, gli ultimi sondaggi parlano di un distacco in crescita tra Fontana e gli inseguitori, 15 e 20 punti di vantaggio per Fontana su Maiorino, addirittura più di 30 con la Moratti, forse la più deludente di tutti. A vedere il nervosismo nella maggioranza non si direbbe. La partita del presidente è già vinta, sostanzialmente, e divampa invece la lotta tra le liste del centrodestra e all'interno delle liste tra i singoli candidati. Un sondaggio noto attribuisce al partito di Giorgia Meloni un fantasmagorico 26%. Nel 18 in Lombardia aveva preso il 3,6%. Che si tradurrebbe, nel caso di vittoria di Fontana, nel 40% dei consensi e quindi in circa 27 consiglieri. Sempre per il sondaggio noto, 12 scranni andrebbero alla Lega, 6 a Forza Italia, 2 alla lista
Fontana, uno a noi moderati di lupi e sgarbi. Sono ipotesi, il meccanismo è complesso, l'attribuzione dei seggi è su base provinciale, non tutti i sondaggisti concordano. Con Noto, Ipsos attribuisce a Forza Italia 6,5%, invece del 9,5% di Noto. Se così fosse, Forza Italia perderebbe un seggio a favore della Lega, che passerebbe dagli attuali 31 consiglieri a circa un terzo. Battaglia all'ultimo sangue sulle preferenze. Per quanto concerne le elezioni lombarde, prende posizione un nome grosso in Lombardia, quello di Giuseppe Guzzetti, già presidente della regione, già presidente della fondazione Cariplo, uomo dei poteri forti, il quale appoggia totalmente Maiorino. Bene la ricetta di Maiorino: prima la giustizia sociale, la ripresa economica seguirà. Solo lui può cambiare la Lombardia. Moratti mi ha deluso. Così parlò il grande vecchio Giuseppe Guzzetti. Su Milano invece vi segnalo il pezzo, la rubrica Nordisti di Gianni Barbacetto su San Siro. San Siro è il reddito di cittadinanza da regalare a Scaroni, presidente del Milan, già presidente dell'ENI. La Milano di Giuseppe Sala continua la sua londrizzazione, cioè diventa sempre più metropoli per ricchi che espelle poveri e ceto medio. C'è perfetta continuità tra centrodestra e centrosinistra, Pisapia Sala, Albertini Moratti, almeno per quanto riguarda la gestione urbanistica, e le operazioni oggi chiamate di rigenerazione urbana andrebbero chiamate di degenerazione urbana. È una constatazione, fatti e operazioni realizzate da Albertini fino a Sala. Grandi speculazioni immobiliari, capitali anche stranieri. I costi lievitano, sia degli immobili che della vita, in attesa dello scoppio della bolla e della crisi. Un'anomalia che Sala non ha voluto e non vuole risolvere. Milano ha gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa, così il valore che si produce per gli operatori immobiliari non si traduce in valore pubblico per i cittadini, anzi. Il comune di Milano, che possiede una miniera d'oro, territorio di altissimo valore, lascia le pepite nelle mani dei privati, senza chiedere loro quello che Berlino e Parigi pretendono. Non si chiede il comunismo, scrive Barbacetto, ma il mercato capitalistico regolato, come avviene nelle città d'Europa. Qui a Milano i privati in paradiso. Il programma del sindaco Sala non è realizzare il bene dei cittadini, ma attirare capitali privati e moltiplicare il consumo di suolo, l'inquinamento d'aria, la lievitazione dei costi, la trasformazione di Milano in città non per gli abitanti, ma per gli investitori e i city users, coloro che la usano quotidianamente. Da tutta Italia e dall'estero arrivano a comprare case a Milano non per viverci, ma per investire. Così, dati Tecnocasa, oggi per comprare un appartamento 85 metri quadri a Milano sono necessari 13-14 anni di stipendio medio. La media italiana è 6,9. La sinistra, senza voce, propone giardinetti, piazze colorate invece di case popolari. Non ne costruisce, fa fatica a ristrutturare e a segnare quelle che ci sono. Intanto il comune, con gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa, fa cassa, vende il patrimonio immobiliare, Pirellino, sede AEM, Palazzo Scintille, e permette la distruzione dello stadio Meazza. Il piano di governo del territorio prevede un indice di edificazione massimo di 0,35. Tutti i grandi interventi immobiliari, da Albertini a Sala, sono oltre questa soglia. Porta Nuova 1,65, City Life 0,79 e via dicendo. Porta Vittoria 0,52. Sono 16 grandi interventi su milioni di metri quadri. A questi si aggiunge l'operazione Città Studi, spostare le facoltà scientifiche della statale sull'area Expo, solo per rendere vendibile ai privati un'area altrimenti desolata, a testimoniare il fallimento di Expo. E traslocare a Sesto, chissà perché, 2 poli d'eccellenza, neurologico Besta, istituto tumori. E poi c'è San Siro. Lo stadio invece no. Per compiacere i fondi esteri rappresentati da Paolo Scaroni, non deve essere costruito altrove con i soldi dei club, iniziativa privata, ma deve restare a San Siro, su terreni pubblici, pagato da un'operazione generosamente offerta dal comune. Una sorta di reddito di cittadinanza che ai poveri va tolto, ma a Scaroni va regalato. Così la vede Barbacetto su Milano, mentre, tornando al caso Cospito, Felice Manti intervista sul giornale il pentito di 'ndrangheta Luigi Bonaventura. Cospito è uno strumento dell''ndrangheta. Tutte le mafie hanno sempre utilizzato terroristi, anarchici, ultras.
Non è la prima volta che l''ndrangheta usa altri detenuti per i suoi scopi. Dar battaglia, abolire ergastolo ostativo, cancellare 41 bis. Sono gli 'ndranghetisti i protagonisti nell'ombra, dice sul caso di Alfredo Cospito il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura. Rampollo che ha tagliato i ponti con il potente casato dei Vrenna Bonaventura di Crotone, emanazione diretta del clan di mafia di Reggio Calabria, dei De Stefano, intervistato di recente anche su Radio Libertà, qui da Antonino Danna, lo avete ascoltato. Cospito, strumento dell''ndrangheta, dice il pentito. Uno che invece sta morendo di fame, facendo il sciopero della fame in un altro contesto, in carcere da 7 mesi, è l'autore di un film, Taxi Teheran, il regista Jafar Panahi. Morirò pur di lasciare questa galera. La sfida estrema in Iran del regista Panahi, in carcere da 7 mesi. Fa lo sciopero della fame, rifiuterò il cibo finché non sarò scarcerato o lo farà il mio corpo senza vita. Il racconto sulla stampa di oggi di Caterina Soffici, mentre vi segnalo sul caso Cospito l'intervista il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, la gamba centrista della coalizione di governo. Donzelli ha sbagliato ad accostare il PD ai mafiosi. Al posto suo mi sarei scusato, dice Lupi. Fuori luogo parlare di dimissioni, ma se uno esagera poi deve saper tornare indietro. Sulla questione del 41 bis carcere duro, chi ci sta in carcere duro? 778 dannati, scrive Luca Fazzo su Il Giornale. Dalla brigatista Lioce ai mafiosi della cupola, ecco chi sono i detenuti sottoposti al carcere duro. La maggior parte delle persone è composta da camorristi, solo 4 i terroristi isolati. Nessuno fra questi è militante di matrice islamica. Il boss Michele Zagaria, i mafiosi Bagarella e Santa Paola, i brigatisti Mezza Salma e Lioce, il boss Schiavone, detto Sandokan Camorra, alcuni dei 778. Questione magistratura, invece, sotto un altro punto di vista, il Fatto Quotidiano si occupa del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'avvocato Fabio Pinelli. Incarichi d'oro con la sanità veneta per lui, perché questo va di moda, dicevano coloro che gli davano gli incarichi. Il neo vicepresidente era anche indagato a Padova nella vicenda che ha riguardato anche Crisanti, nel mirino dei PM, parcelle per oltre 100.000 euro nel 2020, archiviato poco prima del voto. Un dirigente intercettato attribuiva la scelta dell'avvocato Pinelli a Zaia, che nega, ipotizzata una violazione disciplinare, eccetera. Tutto finito, archiviato. Mentre sulla questione della casa a Roma, Francesco Rocca ha comprato la sua casa a Roma Nord dall'Enpaia, un ente con il 30% di sconto, 5 giorni prima di annunciare la candidatura a presidente della Regione Lazio per il centrodestra. Dopo le rivelazioni di ieri del quotidiano dell'editore svizzero, il Domani, emergono altri dettagli sulle compravendite dell'ente del Ministero dell'Agricoltura, Enpaia. Consultando gli archivi catastali viene fuori che Rocca ha acquistato l'abitazione da 186 metri quadri a 570.000 euro. Il 19 dicembre si è dimesso dalla Croce Rossa per candidarsi nel Lazio. Il prezzo è coerente con il costo di mercato certificato dalle tabelle OMI, diminuito del 30% come prevedono le linee guida Enpaia per chi come Rocca pagava un canone d'affitto da più di 3 anni, cioè tutto regolare sostanzialmente. Così scrive il Fatto Quotidiano, mentre c'è un mattone gate, scrive Repubblica, case di lusso sotto costo per Durigon e Rocca. Rocca ha pagato il giusto, Durigon dice che anche lui ha pagato il giusto, alloggi di 200 metri quadri dell'Enpaia in zona esclusiva di Roma Nord riscattati con sconti. Questa storia ogni tanto riemerge a destra, a sinistra, al centro, sopra e sotto. Vi ricordate l'Affittopoli, D'Alema e compagnia cantante? Ogni tanto viene fuori la vicenda. Vi segnalo solo, correndo, sul sussidiario.net, e cambiamo argomento, la questione della Banca Centrale Europea, un'intervista a Domenico Lombardi, economista, ex consigliere del Fondo Monetario Internazionale. Ora l'Italia è costretta a evitare lo scudo antispread e il MES. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un altro mezzo punto e si prepara a inasprire ulteriormente la politica monetaria.
creando un problema per l'Italia. La vede male Mauro Bottarelli, come al solito verrebbe da dire, sempre sul sussidiario.net, l'Italia va verso il commissariamento forzato grazie anche a Draghi. Inflazione altissima, nessuna possibilità di sforare i conti, bolla immobiliare pronta a esplodere. Roma si prepara al commissariamento forzato. Dobbiamo dire grazie a Mario e a Giorgia. A proposito di Europa, su Atlantico Quotidiano Federico Punzi si occupa dell'efficientamento delle case green. L'Unione Europea rilancia e alza l'asticella. Una green exit, cioè andiamo fuori dalle balle da sta roba, è sempre più urgente, scrive Punzi. L'esperienza del super bonus dimostra l'assurdità della direttiva europea. Occorre contrastare questa agenda green, uscire da questi piani folli e non accontentarsi di ritocchi cosmetici. Cambiando di nuovo argomento, ma tornando al sussidiario, vi segnalo uno stimolante articolo sull'abusato logoro tema della scuola di Valerio Capasa. Verifiche scolastiche inutili, soltanto le domande da bar possono salvare la scuola. Purtroppo a gennaio molto spesso la scuola dà il peggio di sé, diventa una macchina da verifiche, voti, medie aritmetiche e tanti io restano solo un'incognita. Da segnalare ancora, oggi escono i settimanali di Repubblica e Corriere, cioè il venerdì e 7. Sul venerdì c'è una chiacchierata con uno che non gliela fai per niente, questo qui è un osso duro, Ugo Sposetti, oggi 76 anni, già senatore, ex tesoriere del PCPDS, soprattutto DS, oggi presidente dell'associazione Berlinguer, custode dell'eredità, anche materiale, cioè immobili e quattrino, del vecchio PC. Sulla tempesta del PD ha le idee chiare. Il PD è un partito che in 15 anni ha avuto 8 segretari, eleggiamo il 9, non ha mai vinto le elezioni politiche, siamo passati dal 33% al 19%, milioni di persone non ci votano più e non vanno a votare. Siamo stati al governo, ma in questo periodo i ricchi sono diventati più ricchi, i poveri più poveri. Lei cosa dice? Serve o no? Uno scossone o no? Dice Sposetti in questa intervista sul venerdì di Repubblica. Il problema del PD ha molti nomi, ma non è il nome. Linea politica poco chiara, organizzazione che latita, alleanze confuse, dice l'ex tesoriere. A proposito di roba di sinistra, sul venerdì c'è anche una chiacchierata con Guido Viale. Il 20 gennaio, Teatro Franco Parenti, Milano, si presentava Niente da dimenticare, verità e menzogne su lotta continua. Gli organizzatori avevano prenotato una sala da 90 posti, si è presentata una folla incredibile, occupata la sala da 500 persone. Il primo a stupirsene, Guido Viale, autore del libro su Niente da dimenticare, verità e menzogne, su lotta continua, economista, già dirigente di lotta continua, un ex e da tempo e come tutti gli altri, in quanto il movimento si è sciolto nel 76. Da rosso a verde, la lotta continua. Guido Viale scrive un libro per raccontare la storia di lotta continua accusata dell'omicidio Calabresi. Alla presentazione tanti reduci, ma anche molti giovani. Piuttosto strano? No. E Repubblica, venerdì, intervista Viale, 2 pagine. Mentre per la pagina economica vi segnalo su Start Magazine un articolo su Telecom. Ecco le mosse e i fini segreti del fondo americano di equity KKR che ha fatto l'offerta a Telecom per la rete fissa, inclusa Fiberco per la partecipazione in Sparkle, cioè i cavi per il traffico internazionale. Approfondisce la questione Gianluca Zappa su Start Magazine. 2 pagine invece sulle crisi delle botteghe storiche a Milano, nel dorso milanese del Corriere della Sera. È stato un triennio maledetto quello Covid. Sono state chiuse 549 attività o botteghe storiche a Milano, spazi e affitti alle stelle, emorragia di negozi che avevano almeno 40 anni. Si è perso un patrimonio. Mentre l'Italia è destinata a scomparire, se lo chiede anche il New York Times, che striglia i leader politici italiani che non sono mai riusciti a mettere in piedi una politica capace di sostenere le famiglie e permettere loro di fare figli. Adesso ci troviamo di fronte allo tsunami d'argento. La popolazione invecchia e la natalità è ai livelli più bassi d'Europa. Meloni dice di puntare sulla natalità bonus bebè, ma le coppie non hanno lavoro o casa. A proposito di denatalità, di fuga, eccetera, c'è un altro articolo sul Corriere Lombardia di oggi, il Corriere della Sera, da Mantova, la fuga dei giovani. 3 al giorno vanno all'estero. In 15 anni
Se ne sono andati via il 250% in più di giovani, continua a crescere la popolazione che se ne va. A Mantova però c'è una cosa bella, a Palazzo della Ragione, una mostra su Fortunato De Pero, acrobata futurista, pittore e designer pubblicitario.